presidenti OTC 8 e direttori di scuola che rappresentano la parte tecnica, come dire, devono collaborare in modo tale che l'uno segua degli aspetti e passi poi la palla all'altro che ne controlla e ne legittima, diciamo, le confeziona tutto il pacchetto. Nel senso, l'organo tecnico e quindi il direttore di scuola, il direttore del lotto, garantiscono per la corretta organizzazione, il corretto funzionamento del corso dal lato tecnico. E a chiudere il cerchio c'è il presidente di sezione. Quindi questo, che non è una figura scontata, cioè una figura che poi alla fine è importante perché deve avere padronanza e deve sapere esattamente quello che succede nella sua sezione con a cosa stanno partecipando i soci della sua sezione. Quindi questo ci tenevo a ribadirlo. Infatti il processo è abbastanza, diciamo, lineare. Ora, scusi, no, pensavo volesse aggiungere qualcosa. Il direttore di scuola invia una richiesta di corso, poi vediamo concretamente come fa, ne facciamo uno velocemente giusto per darvi appunto tutto il contesto. Quindi il direttore di scuola crea il corso, aggiunge lo staff, il direttore, stabilisce le lezioni, stabilisce quando e dove devono essere svolte le lezioni, invia una richiesta di autorizzazione al presidente 8. Il presidente 8 lo valuta, può approvarlo direttamente oppure, se invece ha delle annotazioni da fare, rimandarlo al direttore di scuola, che a quel punto prende nota delle richieste del presidente 8, immagino le risolva e lo rimanda al presidente del suo 8. Solo a questo punto, quando il flusso tecnico è garantito da queste due figure, tutto passa al presidente di sezione, che a quel punto approva per presa visione, perché di fatto la comunicazione che viene fatta al presidente di sezione è che in questi giorni verrà svolto questo corso, quindi vedrà nel suo calendario l'elenco di tutti i corsi del direttore e del direttore del corso e dello staff. A quel punto, quando il presidente di sezione solo a quel punto, quando il presidente di sezione ha approvato, che in realtà è veramente un semplice flag con un tick che deve fare, il direttore di scuola riceve una notifica in cui si dice che il corso può iniziare. Di fatto, se questa approvazione non c'è, il direttore della scuola non potrebbe iniziare il corso. È stato richiesto comunque di inviare una sorta di reminder al presidente di sezione qualche giorno prima. Ora, Alessandro, non ricordo se erano 2 settimane prima, 20 giorni prima, se non ricordo, insomma un po' prima. Sono 3 giorni prima. 3 giorni. Cioè, nel senso che si considera che insomma c'è il tempo, ma se siamo in prossimità e l'approvazione ancora non è stata data, cioè almeno viene segnalato, guarda che forse sta sfuggendo qualcosa, ecco, questo è il senso. Esatto. Tutti i passaggi vengono segnalati quando viene richiesto, cioè quando il presidente 8 dà l'approvazione, al presidente di sezione arriva comunque la notifica. Se si arriva a ridosso della data e ancora questa per qualche motivo non è stata data, allora arriva un promemoria. Ecco, questo è il senso. Scusa. No, anzi, grazie. Quando abbiamo fatto altri precedenti incontri anche con i direttori delle scuole, ecco, abbiamo
esplicitamente chiesto che i corsi non vengano creati e richiesti molto a ridosso, ma che vengano preparati un po' in anticipo, così da dare il tempo a tutti per poter valutare, eventualmente anche fare delle annotazioni. Perché è chiaro che se il corso inizia domani e la richiesta mi arriva oggi, cioè, o l'approvo o c'ho poco altro da fare, non si parte, cioè, quello è chiaro. Quindi anche su questo piano piano bisogna lavorare per una maggiore consapevolezza, una maggiore anche organizzazione più regolata delle attività. Andiamo avanti. Come si fa? È molto, molto semplice, fermo restando che c'è un lavoro preliminare che sempre gli organi tecnici fanno di inserimento delle scuole, di inserimento degli organici all'interno delle scuole. Che cosa vuol dire? Vuol dire che sono gli organi tecnici a stabilire quali sono i requisiti per poter partecipare al corso, oppure il requisito per fare da istruttore, attraverso un sistema di concessione non è la parola giusta, però ecco, non mi viene un sinonimo corretto, di concessione di quelle qualifiche che permettono a questi soci, che noi chiamiamo soci operativi, cioè soci che in qualche maniera fanno dell'attività, ecco, all'interno della scuola, del loro organo tecnico, della loro commissione. Quindi c'è un lavoro a monte che viene fatto dal presidente dell'OTC e dai presidenti 8, in parte anche dal direttore della scuola, di compilazione. E tutte le volte che il direttore di scuola decide di preparare un corso, di richiedere un corso, lui va a prendere l'anagrafica da questa base di dati che è già all'interno della piattaforma di quelli che noi chiamiamo appunto i soci operativi. Questa parte è una parte molto delicata, una parte anche piuttosto, insomma, anche impegnativa, onestamente, che compete agli organi tecnici e non al presidente di sezione. Quindi, insomma, questo era importante ribadirlo. Quindi il direttore di scuola inserisce i dati generali del corso, poi vi ripeto, dopo lo vediamo, indica il direttore del corso e quali sono gli istruttori. All'interno nella creazione della funzionalità abbiamo stabilito anche tutta una serie di pesi e di relazioni che ci sono. Ad esempio, per un tot di numero, ogni istruttore non può avere più di un tot di partecipanti, quindi ci sono ci sono degli aspetti che sono cablati, che sono bloccati, ecco, rispetto a quelle che sono le caratteristiche del corso, e che si fa sempre a monte. Quindi viene indicato il direttore del corso e gli istruttori, aggiunge poi le date e i luoghi delle lezioni sia teoriche che pratiche, e infine invia la richiesta. Quindi molto, molto, molto semplice. Che cosa fa nello specifico il presidente di sezione? In pratica l'abbiamo già detto più volte, quindi lo approva. Perché è importante che il presidente di sezione sappia quando partono i corsi, se ci sono delle variazioni dei luoghi delle lezioni. Ad esempio, il direttore può variare la località in cui una lezione pratica viene svolta, perché può capitare ovviamente che sia necessario cambiare i piani
per problemi meteorologici, per problemi di strada, insomma, un motivo qualsiasi. Lo può fare, chiaramente, ma il presidente di sezione deve essere sempre informato, lo deve sapere, perché è importante ricordare che il presidente di sezione ha la responsabilità legale di tutte le attività che si svolgono in sezione e con i soci operativi. Quindi, banalmente, anche se vengono richiesti 2 corsi che prevedono magari pullman davanti alla sezione lo stesso giorno, la stessa mattina, il presidente di sezione deve sapere che lì davanti ci sarà ci sarà una pletora di gente che magari, insomma, e quindi ci potrebbero essere problemi, confusione. Ecco, il presidente di sezione deve essere informato in maniera capillare anche di queste attività qui. Inoltre, magari deve sapere anche se ci sono dei soci della sua sezione che partecipano a corsi fatti fatti da un'altra parte, perché magari in quel momento sta partecipando ad un'attività di un'altra regione. Ora, volevo diciamo, chiudere questa prima panoramica allargando un pochino lo sguardo rispetto a quali sono gli altri ruoli sempre del presidente di sezione legati al mondo dei soci operativi. Il presidente di sezione fa un po' l'alter ego della sede centrale per i titolati, cioè la sede centrale nomina i titolati, il presidente di sezione nomina i qualificati. E questo è importante ricordare che la nomina, cioè la vera nomina del qualificato, avviene nel momento in cui il presidente di sezione concede la vera e propria nomina, cioè nomina, e poi magari se c'è tempo vi faccio anche vedere in piattaforma che cosa vuol dire nominare e come si fa. Perché tante volte anche parlando un po' insomma, incontrando sempre gli organi tecnici delle varie commissioni, ci siamo sentiti dire ma questa persona ha ricevuto la qualifica ma ancora non si vede nell'albo. Non si vede nell'albo perché magari è il presidente di sezione che non l'ha ancora nominato, perché la nomina diventa effettiva solo in quel momento, non nel momento in cui gli viene attribuita la qualifica dall'organo tecnico. Quindi l'organo tecnico dice sì, questa persona dal mio punto di vista può essere un qualificato, però la vera e propria nomina è il presidente di sezione, quindi è l'organo politico che la fa. Allo stesso modo succede per i titolati. Anche i titolati sono ufficialmente titolati e quindi entrano nell'albo quando c'è la delibera del presidente generale, quindi la sede centrale li nomina indicando il numero di delibera e inviando la lettera di congratulazione al titolato. Quindi questo passaggio ci siamo resi conto che certe volte non è chiarissimo, ecco, e invece è molto importante. Abbiamo detto approva i corsi che prevedono un nulla osta e attività di prossima realizzazione che abbiamo come obiettivo per il 2024 è quello di vidimare le attività, già lo fa il presidente di sezione, ma lo fa per alcune commissioni su carta. Quindi il nostro obiettivo è quello di rendere le vidimazioni e delle attività personali dei soci operativi possibile attraverso sempre attraverso la piattaforma informatica. Speriamo insomma che non ci siano intoppi, che per il 2024 questo sia l'obiettivo principale. Allora, la mia prima carrellata, diciamo, su che cos'è il nulla osta e come si fa, insomma, un po' così, la parte più a chiacchiera, è finita. Quindi se siete d'accordo vi mostro
concretamente come si fa un nulla osta. E poi magari passiamo alle domande. Ecco, vorrei che la parte delle domande, quindi attiva, fosse importante per lasciare spazio anche a voi, e che quindi non sia semplicemente, insomma, una lezione passiva di ascolto. Ok, Massimo, se va bene così? Faccio Sì, pasto. O diciamo, hai delle domande? no, la prima cosa che volevo dire è che tu usi dei termini che sono un po' diversi. Per esempio, noi parliamo, sì, tu li parli di qualificati, noi parliamo di sezionali generalmente. Sono i titolati sezionali che vengono nominati dal presidente di sezione. E quindi non so se tutti, quando tu hai detto appunto i qualificati, abbiano Sì. preso, no, che si parla appunto del titolato che ha un ruolo di competenza a livello sezionale e non regionale, come invece i titolati regionali, che sono quelli nominati dall'organo tecnico. Vabbè, tutto qua, ma poi ci sono tante altre cose, ma vediamo se c'è qualcuno che vuole farti qualche altra domanda. Siamo qua. Ecco, Antonio De Bona intanto. Prego. Buonasera. Buonasera. Volevo chiedere, partire dalla prima slide proprio fatta, Sì. dove si parla di corsi, Andiamo indietro. di corsi che servono ai qualificati e ai titolati. Ma noi facciamo anche corsi per i soci che non sono né qualificati né titolati. O questo vale solo per i corsi di aggiornamento per diventare qualificato o titolato? Allora, questo vale per i corsi che necessitano di un'approvazione sia da parte del lotto che da parte del presidente di sezione. Ma i corsi Quindi, che noi facciamo, diciamo così, rivolti ai soci che vogliono fare un corso di primo livello per sci alpinismo, roccia, eccetera, non sono fatti per i titolati qualificati, ma sono per i soci che non hanno nessun titolo e nessuna qualifica. Anche per questi serve un orta, mi pare. sì, certo. Sì. No, ma appunto, siccome qua c'era scritto proprio qualificati e titolati. No, allora sì, è da spiegare meglio questa cosa, cioè i corsi sono sempre rivolti a terzi che non c'entrano nulla con il club alpino italiano, diciamo, delle persone che sono qualificate per insegnare, perché questi sono persone invece che sono oggetto del nostro insegnamento. Quindi i nulla osta tutelano gli insegnanti e tutelano il corso nell'insieme generale, perché gli allievi che si iscriveranno a quel corso saranno coperti dal punto di vista assicurativo anche dal nulla osta stesso per quanto riguarda determinati rischi, determinate casistiche che possono... Sì, ma si parla di corsi però a tutti, insomma, sì. Sì, si parla di corsi, dal corso base di alpinismo al corso di escursionismo, al corso di alpinismo giovanile, dove un gruppo di titolati qualificati o sezionali assieme ai regionali e ai nazionali organizzano, e praticamente non è che devono fare aggiornamento per loro stessi, loro si dedicano... Dalla slide forse si capiva male, mi pare, no? Aggiornamento necessario a formare la figura del qualificato sezionale o del titolato, c'è scritto. Sì, ma in effetti non sono corsi di formazione per i titolati, ci sono anche quelli, ma sono, sì, esatto. ci sono sia quelli rivolti ai soci comuni, ma anche quelli rivolti ai titolati. Adesso qui forse manca l'aspetto, diciamo, chiamiamolo di proselitismo, che CAI svolge verso il socio nel avvicinarlo attraverso la disponibilità a fare della formazione per persone che vogliono avvicinarsi alla montagna, insomma, che quindi comunque entrano dentro nella giurisdizione, diciamo, di un nulla osta che ha queste caratteristiche in ogni caso. Ok, grazie.
Scusate, aggiungo solo una considerazione. Sicuramente adesso a vederla così e vedendola con gli occhi vostri, ma diciamo è troppo restrittiva questa definizione. Volevo anche evidenziare, e magari dico cose imprecise, scusatemi, noi siamo partiti con la commissione scuole e poi stiamo via via allargando lo sguardo anche agli altri organi tecnici, l'escursionismo, l'alpinismo giovanile, eccetera. Se non ho capito male, i criteri per i quali una persona diventa un qualificato sezionale non sono gli stessi per i vari organi tecnici. Ad esempio, per la commissione scuole uno deve fare l'aspirante dentro una scuola per un anno, dopodiché si considera che abbia fatto sufficiente attività da poter essere considerato un qualificato sezionale. Se non sbaglio, questa cosa non c'è, per esempio, nell'escursionismo o nell'alpinismo giovanile, dove invece ci sono dei corsi appositi che vengono fatti. Ecco, questo era solo per dire che scritta così è troppo stretta, la si deve vedere allargata sia nei termini che sono coinvolti, anche ci sono corsi che necessitano di nulla osta perché sono aperti ai soci per il loro senza dover per forza traguardare a dover formare un istruttore. Però in alcuni organi tecnici, se non sbaglio, c'è anche il fatto che per diventare un istruttore devi comunque, anche sezionale, ma accompagnatore in questo caso, piuttosto che sì, accompagnatore si chiamerebbe, è comunque necessario un corso. Ecco. Tutto qua. Alessandro, si può dire questo, che il bacino di utenza dei sezionali, cioè della qualifica, ci sono anche gli aspiranti, vabbè, ma gli aspiranti non hanno nessuna qualifica né nessun incarico ancora, ma i primi ad avere una qualifica sono i sezionali. Ecco, il bacino di utenza dei sezionali, che nelle scuole di alpinismo passano attraverso la figura dell'aspirante, sono quelli che partecipano ai corsi, non sono le persone qualsiasi, non è che si può scegliere così uno a caso, perché il curriculum minimo per entrare nell'attività di sezionale o di aspirante deve essere quello di aver frequentato almeno 2 o 3 corsi di formazione di base che sono rivolti ai soci. Quindi sono sempre i soci il bacino di utenza e quindi è sempre un corso di formazione, come è scritto in questa frase, solo che magari va specificato che la formazione chiaramente non è rivolta solo a quelli già che vogliono diventare qualificati, ma quelli che potrebbero diventare nel momento in cui decidono di entrare nell'attività, nella scuola e collaborare col CAI. Quindi non è del tutto sbagliata questa frase, diciamo che non specifica esattamente qual è l'utente di un corso che necessita di nulla osta, insomma. Tiziana, scusa, ma... No, c'erano altre mani alzate. Sì, Giorgio Fornasieri. Spero che mi sentiate. Allora, devo fare una precisazione. Io sono un istruttore di speleologia. La scuola di speleologia ha un iter diverso da quello che è stato presentato poc'anzi, perché c'è una scuola nazionale che autorizza tutti i corsi che praticamente vengono svolti, sia che sia un corso di introduzione alla speleologia, sia che sia un corso di preparazione, sia che sia un esame. L'unica cosa che passa attraverso l'otto sono appunto i corsi di aggiornamento o i corsi di esami per diventare qualificati, vedasi sezionali. Detto questo, mi sono domandato, quanto io ho sentito poc'anzi mi induce a capire e pensare che esista una piattaforma invece dove si possono inserire le altre, per le altre categorie, chiamiamole così, si possa inserire la richiesta di nulla osta. Io così ho capito. Siccome non ho mai avuto l'occasione di inserire delle richieste di nulla osta per un corso di
operatori naturalistici culturali, piuttosto che per quanto riguarda la TAM, volevo un attimino capire come funziona, perché in certe situazioni non c'è neanche una scuola, quindi non essendoci una scuola ritengo non ci sia il passaggio per o l'OTCO o l'otto, insomma. Basta, mi pare che ho chiesto abbastanza. Sì, guardi Giorgio, grazie, anzi che ha sollevato questa questione, perché in effetti noi avevamo iniziato tutto il processo lavorando con la Commissione Scuole, che ha questo, che segue questo iter, quindi questo è l'iter che è stato cucito addosso alla Commissione Scuole. Ci siamo poi resi conto, allargando l'orizzonte verso le altre commissioni, che non tutti avevano la stessa, non tutti seguivano esattamente la stessa procedura. Infatti abbiamo incontrato anche il suo presidente, credo che sia il presidente, sì, mi pare che fosse il presidente, che ci ha spiegato, e quindi abbiamo iniziato a lavorare, come dire, anche a delle procedure differenti che non prevedessero necessariamente tutti i passaggi. E ora, poi magari se ci sarà tempo, se è possibile, magari Alessandro, se vogliamo mostrare o spiegare anche come dire, gli altri giri che avevamo cominciato a ipotizzare rispetto che possano essere utilizzati invece dalle altre commissioni. E quindi sì, il lavoro, diciamo, di questi ultimi mesi è stato anche proprio quello di ascoltare tutte le commissioni e raccogliere le esigenze di tutti per poter come dire, creare poi una modalità, quindi lasciare una base comune a tutti e poi per ciascuno invece dare la possibilità di utilizzare questa nuova modalità informatizzata, ma con le esigenze legate a ciascuno. Quindi sì, abbiamo, insomma, ci stiamo lavorando anche a questo. C'è Luigi Spadotto che deve entrare. Sì. Buonasera, mi sentite questa volta? Che l'altra volta avevo problemi? Sì, perfetto. Benissimo. Allora, 2 domande veloci. Una riguarda prima la responsabilità del Presidente, che è stata accennata prima. Volevo chiedere una cosa, se basta l'inserimento in piattaforma da parte dell'otto o l'attività deve essere fatta propria dalla sezione, come negli altri casi in cui si attivano le assicurazioni per le uscite, per esempio. Dunque, e poi un'altra domanda veloce, quindi il Presidente prende atto e basta del coso, perché in effetti lui credo di aver capito che non possa neanche dire se c'è qualcosa che non va al suo parere, voglio dire. Ecco, queste erano le 2 domande. Sì, adesso quando adesso insomma vi mostrerò concretamente che cosa vuol dire preparare un nulla osta e approvarlo, e il presidente di sezione deve proprio fare un'azione consapevole, cioè è proprio un tic che deve indicare che lo approva. Può scrivere delle note, può indicare delle note, sì, certo, lo può visionare e può assolutamente indicare delle note che vengono ricevute dal direttore del corso, e quindi sì, certo che può dire la sua, cioè, nel senso, quando ho detto presa visione era per dire che diamo per scontato che garanti della parte tecnica rimangono gli organi tecnici, ecco, in questo senso. Però il presidente di sezione, anche perché firma, quindi insomma è giusto che dica, che possa dire la sua eventualmente, sì. Sì, io volevo fare un intervento di questo genere perché secondo me è necessario, forse per capire, per chi non lo dovesse sapere, cos'è un nulla osta, insomma, sostanzialmente dal punto di vista del documento legale, che ruolo ha. Tutto nasce, diciamo,
anche recentemente però dagli incidenti in montagna, che nel caso ci siano vittime o delle contestazioni di ciò che è stato fatto da parte dell'organico o della scuola che ha organizzato il corso, è chiaro che vengono si viene a chiedere dei documenti che diano dimostrazione che le scelte fatte all'interno della scuola stessa siano state corrette, oculate, siano state diciamo soddisfacenti per garantire i livelli minimi di sicurezza nell'attività che si è svolta. Allora, nel momento in cui si faceva i nulla osta cartacei, parliamo degli anni 90, 80, 90 e anche inizio anni 2000, il problema era abbastanza empirico, cioè si scriveva tutto a mano, era possibile correggere, il nulla osta rimaneva fisso per tutto il periodo del corso stesso, si facevano 1000 cambiamenti ma non c'erano delle registrazioni dei cambiamenti che venivano fatti e alla fine si creava la relazione di fine corso dove potevi inserire eventualmente degli istruttori che si erano aggiunti, delle variabili di location dove si organizzava il corso, e mettevi il numero degli allievi che aveva partecipato, eccetera. Tutte informazioni che invece adesso vengono chieste prima, vengono chieste alla radice, cioè tu devi avere un documento che dia una visione abbastanza completa di qual è il corso, di come viene organizzato, di chi lo sta facendo. Quindi il fatto stesso che ci siano dei gruppi che non comportano la costruzione di un organico disponibile a organizzare un corso e quindi che sia reperibile nel database del CAI, questo non può permettere di fare nessun documento che sia validante per un corso, perché è proprio la garanzia che il CAI fornisce nel dare il proprio database a disposizione con le caratteristiche di tutte le persone che sono iscritte al CAI e che hanno un ruolo, che sono il bacino dove il nulla osta va a attingere quando si sceglie l'organico di quella scuola per fare un determinato corso. Difatti, se niente un istruttore si dimentica di pagare il bollino o praticamente non partecipa ad un aggiornamento, io parlo per quanto riguarda le scuole di alpinismo ovviamente, questo istruttore rimane in organico, ma non lo puoi scegliere, non puoi inserirlo nel nulla osta e quindi questo diventa inattivo, fintanto che questo non regolarizza la sua posizione. E questa è una grande garanzia di qualità del corso stesso inerente alle persone che vi partecipano. Allora, è chiaro che tutte le attività che in questo momento, nell'organizzare i propri corsi, non possono costruire un organico affidabile o controllabile e nominato e quindi titolato a tutti gli effetti, è difficile che si possa costruire un documento che possa dare queste garanzie, perché il nulla osta non è solo un pezzo di carta che mi dice che tipo di corso sto facendo, è un pezzo di carta che mi dà la garanzia che quel corso è fatto con le lezioni minime indispensabili per quel tipo di attività, con le persone corrette in proporzione fra titolati di base e titolati avanzati, quindi nazionali e regionali, e non solo titolati sezionali, che praticamente il numero di lezioni teoriche e pratiche sono equivalenti a quelle richieste per la formazione in quel corso e che il numero di allievi sia proporzionale al numero degli istruttori che sono disponibili a partecipare al corso. Quindi sono una serie di cose che un qualsiasi giudice o avvocato va a controllare per capire se tu quel corso l'hai organizzato come da normative che ci siamo dati.
Quindi credo che ci voglia parecchia strada per arrivare che tutti i gruppi che fanno della didattica all'interno del CAI possano gestire una situazione di questo genere che dia sufficienti garanzie. Paolo Pattuzzi, prego. Buonasera a tutti. Così, volevo indicare una cosa non secondaria. Il direttore di una scuola, prima di inoltrare il nulla osta al lotto rispettivo, deve proprio avere l'approvazione del consiglio direttivo. È il consiglio direttivo di una sezione che approva i corsi di una sezione stessa. Senza approvazione del consiglio direttivo, il direttore non può assolutamente presentare al lotto un corso. Primo. Secondo, in caso di incidente di un corso, il CAI centrale, e ne ho abbastanza esperienza, richiede il nulla osta naturalmente e uno stralcio dell'approvazione di un corso, perché naturalmente il CAI centrale inoltre tutti questi documenti vengono inoltrati all'assicurazione, l'Unipol SAI nel nostro caso, per cui non è un fatto secondario ciò che sto dicendo, perché a volte ci sono alcuni direttori che partono e hanno iniziative, eccetera, ma naturalmente vengono bloccati in maniera molto semplice dicendo: attento, approvo io perché c'è l'urgenza, dopo viene ratificato in tutti i casi dal consiglio direttivo di una sezione, che è l'organo esecutivo di una sezione, è l'organo deliberante, per cui queste cose bisognerebbe dirle, perché altrimenti non ha fondamento. Scusa Patuzzi, quando alla fine anche la Tiziana ha parlato del ruolo del presidente di sezione. Sì. Ecco, il presidente di sezione è garante del direttivo della sezione, quindi se lui non autorizza il nulla osta non viene emesso e il corso non si può fare. È lui certo, il garante di questo. A priori, non come anello finale, a priori. Ma è indifferente, perché a priori, nel senso, prima che il corso inizi. Quindi certo, tutto l'iter è stato fatto, può anche essere stato fatto completo, ma se alla fine non c'è la firma del direttore della sezione, il corso non si fa. Vabbè, certamente non ha senso. Perché... Quindi è questo che tu dici, cioè che se l'organo direttivo non è a conoscenza che è stato chiesto un corso e non vuole che venga fatto, e soprattutto quelle persone non lo devono fare, è chiaro che il direttore alla firma non vi dimerà il nulla osta come invece gli viene chiesto, non darà l'autorizzazione e la cosa si chiuderà. Certo. Ho concluso, grazie. Grazie a te. Sì. Ok, allora se non ci sono altre domande vi mostro che cosa vuol dire fare un corso, cioè richiedere un corso, che forse così è anche più facile capire di che cosa stiamo parlando. Quindi interrompo un attimo la presentazione e apro la piattaforma. Allora. Ok. Allora, ricondivido. Allora, oggi facciamo un po' di prove, ecco, queste le facciamo sul quello che noi chiamiamo il sito di prova, così non sporchiamo i dati che sono nella piattaforma accessibile, quella a cui probabilmente accedete voi tutti. Quella di prova, insomma, noi la usiamo per sviluppare appunto le nuove funzionalità, per testarle, per fare prove, è l'esatta copia di quella effettiva, però appunto è di test e quindi qui non è, insomma, possiamo fare un po' quello che ci pare. Quindi accedo con la mia utenza. Scusa Tiziana, volevo solo precisare una cosa. Che non si può fare tutto quello che vogliamo.
No, si può fare tutto quello che si vuole, ma abbiate pazienza, è un ambiente di collaudo che quindi è una riduzione di quello che è l'ambiente di produzione, in cui c'è comunque tutto quello che c'è in produzione come funzioni, è quindi più lento e a volte stiamo lavorando per renderlo più potente, perché nel tempo è andato a richiedere sempre più risorse e adesso è un po' così, quindi bisogna avere un po' di pazienza con questo, sì, con la parte di collaudo rispetto alla produzione, ecco, tutto qua. Vai Alessandro, visto che hai il microfono aperto, quindi riaprilo. Sì? C'è una domanda di Anna De Rossi. Vedi? Aspetta, non l'ho vista. Come si inserisce la richiesta di nulla osta, visto che gli istruttori possono essere di scuole e sezioni diverse? Allora, non so, forse Infatti ora si potrà lo vedere, mostriamo. sì, lo si può vedere adesso. In realtà, attraverso soci operativi, le scuole possono avere, tutte le unità operative possono avere al più un ente politico, diciamo, di riferimento, capofila dove fossero più di uno, e quindi le scuole intersezionali avranno comunque una sezione che fa da capofila e questo non è un problema di per sé. Il fatto che perché dal punto di vista degli istruttori non è che vengono dalla sezione, gli istruttori vengono dalla scuola, ed essendo che la scuola è intersezionale, probabilmente dentro gli istruttori verranno da sezioni differenti. Nel momento in cui la scuola che è intersezionale organizzasse qualcosa, lo organizzerebbe con il proprio organico. Questo organico è fatto di soci che vengono dalle sezioni da cui vengono, ma non è rilevante, alla fine è l'organico di quella scuola. L'applicazione però permette anche di andare a prendere a prestito istruttori da altre scuole, cose che succedono e che qui si possono fare, ma si possono fare solo in maniera esplicita, cioè nel senso che il direttore della scuola deve registrare la presenza anche di un'altra scuola e quindi ha a disposizione, e quindi il direttore dell'altra scuola gli viene notificata poi la cosa, non è una cosa così che si fa sotto banco, e a quel punto ha a disposizione per inserire, ma lo puoi far vedere dopo, ha a disposizione la possibilità di inserire istruttori che vengono da tutte le scuole che ha messo in collaborazione. Viceversa, è predisposto, non l'abbiamo reso, come dire, siccome il nulla osta è costruito sopra un'evoluzione della gestione attività che c'è in vita di sezione, la gestione attività che c'è in vita di sezione permette di inserire soci di ovunque, è stato predisposto che in realtà si debbano rendere esplicite le sezioni da cui si pescano i partecipanti, non gli istruttori, i partecipanti. In questo momento però non è vincolante su dove li si va a cercare. Questo stiamo aspettando di vedere come vengono usate le cose e che ritorni si hanno. Idealmente, così come gli istruttori si possono prendere da scuole diverse solo se le scuole diverse sono ufficialmente registrate nel nulla osta, allo stesso modo si dovrebbe, secondo me, fare in modo che i partecipanti che vengono da sezioni diverse possano essere presi da sezioni che sono ufficialmente indicate come che insistono sull'attività, e non che è implicito li si va a prendere come si vuole, dove si vuole. Però attualmente quindi non c'è il vincolo quindi di fronte alla domanda come si può inserire, in questo caso l'istruttore non importa, ma soci di sezioni diverse non è un problema, perché lo si può andare a prendere ovunque come è attualmente in vita di sezione. Scusa Alessandro, comunque sì, è da precisare che ci sono corsi intersezionali e scuole intersezionali. Esistono delle scuole tipo la Messer di Vittorio Veneto che ha istruttori di Conegliano e di Vittorio Veneto.
ma esistono dei corsi, organizzare un corso di, non so, arrampicata su ghiaccio, che viene tenuto da istruttori, non so, di Mirano e di Mestre, e quello è un corso intersezionale che è diverso da una scuola intersezionale, perché è temporanea, cioè il corso è solo il corso che ha la collaborazione di più istruttori, ed è possibile entrambi, cioè nel fare il nulla osta puoi fare l'uno e l'altro, cioè se hai una scuola intersezionale fai un certo tipo di nulla osta in un determinato modo, se hai il corso intersezionale lo fai in un altro modo. Esatto. Allora, adesso questo aspetto lo vediamo nel concreto, perché facciamo un corso. Volevo semplicemente, mi sono soffermata un attimo su questa schermata per sottolineare due aspetti. Il primo aspetto è quello che la piattaforma funziona a moduli. Quindi il modulo del tesseramento riguarda ovviamente tutto quello che concerne il tesseramento dei soci. Il modulo socio-operativi concerne tutto quello che riguarda la gestione dei titolati, dei qualificati, ma anche gli organici, le scuole, le commissioni a vari livelli, chiaramente. A livello, insomma, cioè c'è una gestione a livello centrale, una gestione magari a livello di OTCO, una gestione a livello di 8. E con questo mi ricollego all'altro aspetto importante. Tutti hanno, magari possono avere accesso, diciamo, alla schermata dove ci sono vari moduli a seconda, diciamo, della propria funzione. Però l'altro aspetto importante è quello che vede il socio rispecchia la sua posizione, la sua funzione. Cioè il presidente di sezione che entra, non che semplicemente è un presidente di sezione, ma deve entrare in piattaforma con le credenziali di presidente di sezione, avrà una vista e potrà svolgere delle funzioni che sono diverse da un presidente di OTCO che entra con le credenziali di presidente di commissione, perché rivestono ruoli diversi e quindi hanno accesso a viste e funzioni differenti. Questo aspetto, anche su questo aspetto ci tengo a insistere, perché è importante che si entri con il ruolo giusto. Quindi non si ora dico un'esagerazione, una persona che fa il presidente 8 e anche il presidente di sezione, se entra come presidente 8 non potrà fare un'approvazione finale di un corso, perché dovrà farlo entrando con la sua utenza di presidente di sezione. Cioè, ora questa è una specie di Frankenstein, questa persona, però ecco, questo è importante, perché tante volte uno magari ci è capitato di sentire: ma io questo non lo vedo, io questo non lo posso fare. La prima cosa da controllare è con quale utenza sei entrato e se è quella giusta, se vedi tutto correttamente, cioè magari può anche darsi poi ci sia un errore, però la prima cosa da controllare è che l'utenza sia quella corretta. Ok, allora. La parola, scusami Tiziana, la parola precisa sarebbe il profilo, nel senso che purtroppo... No, nel senso che purtroppo ogni tanto qualcuno, per un retaggio del passato, ma sono pochi ormai, ha più utenze per fare cose diverse. Ma ecco, siamo arrivati finalmente ad avere che le persone hanno un'utenza unica e poi hanno la possibilità di mettersi dei cappelli diversi a seconda delle cose. Ecco, tutto quello che hai detto vale uguale, perché uno deve rendersi conto che a seconda del cappello che ha in testa in quel momento, pure magari essendo nella stessa applicazione, può vedere cose diverse. Ecco, non se ne rendono conto le persone che hanno un cappello solo,
le persone che hanno più cappelli possono a volte far confusione in questo, però è inevitabile, l'alternativa sarebbe peggio, insomma, cioè di trovarsi di fronte a una marea di cose e non sapere a che titolo le puoi fare, quando e come, no? Crea un po' più di ordine, avere un'evidenza che in quel momento stai operando con quello scopo piuttosto che un altro. Sì, è una dimostrazione, è quella che vi farò vedere adesso, perché io ho tante utenze, quindi io ho fatto l'accesso alla gestione delle attività e ho tante utenze perché magari faccio test di vario tipo e a seconda dell'utenza che utilizzo posso fare o no determinate cose. Infatti oggi io ne userò ben 3. Userò quella di come fossi un direttore di scuola, come fossi un presidente 8, come fossi un presidente di sezione. Ad esempio, iniziamo, ora ho testato questa e vi mostro. Sono direttore di questa scuola con cui ho già fatto diverse prove. Qui sulla sinistra c'è richiedi nulla osta. Lo riuscite a vedere? Mi sembra... Ok. Allora, qui in alto vedete gli step che ci porteranno a inviare il nostro nulla osta. Quindi questa prima parte era quella che vi dicevo di inserire i dati generali. Quindi in questo caso i corsi, i tipi di attività sono tanti, sono stati preinseriti dal presidente della commissione e a seconda di quello che scelgo, che devo fare, verrà costruita la lista delle lezioni teoriche e pratiche e dei pesi, quindi del numero di giornate minime che devono essere svolte, che sono criteri di valutazione per avere un nulla osta standard, diciamo, composto secondo i criteri, diciamo, standard, oppure con delle annotazioni, perché va bene Gianfranco, poi insomma Massimo le dirà dove trovare poi la registrazione. Intanto grazie di aver partecipato. Dicevo, ecco, qui ci sono tutte le tipologie delle attività che possono essere scelte. Per praticità c'è anche, abbiamo inserito noi anche un test più semplice, ecco, che contiene in realtà una lezione soltanto. Il titolo viene precompilato anche se può essere modificato, quindi prendendo il titolo dell'attività più mese e anno corrente. Descrizione: questo è il direttore della scuola con cui io sono entrata. L'utente responsabile posso sceglierlo tra una lista di quelli che sono gli utenti, diciamo gli utenti responsabili indicati sempre all'interno di soci operativi in questo caso. Lasciamo Tiziana Martino. Le scuole coinvolte. Riferimento di questa scuola, la scuola di riferimento quindi è quella con cui sono entrata. Se voglio posso aggiungerne un'altra e sceglierla tra tutte, c'è una lista lunga di tutte le, mettiamone una a caso, aggiungi, ecco qui. Quindi adesso abbiamo questo corso e ha a riferimento 2 scuole. Le sezioni, la sezione di riferimento della Tullio Corbellini e la sezione di Brescia, se voglio posso aggiungere un'altra sezione. Dati addizionali, vabbè, abbiamo, insomma, cioè se è necessario il certificato medico, sì o no. Andiamo avanti. Per andare avanti faccio clic sulla freccia. A questo punto devo indicare il direttore del corso e gli istruttori. Direttore del corso, ne prendo i primi 2, solo chi ha
qui vengono riportati già i titoli e quindi questi sono già tutti i nomi di persone potenzialmente atte a poter fare da istruttore, quindi che hanno rinnovato, che hanno il bollino rinnovato, il titolo, che sono in regola anche con i titoli e quindi sono atti appunto a poterlo fare. Chi ha la stellina può essere indicato come responsabile dell'attività. Quindi in questo caso io promuovo dall'area a direttore del corso e se voglio posso già inviargli una mail per preallertarlo. Ci avevano chiesto poi anche la possibilità di poter esportare eventualmente la lista in questi vari formati. Quindi una volta fatto questo proseguo, aggiungo le lezioni. Prego Massimo. Volevo dirti che le stelline appaiono a seconda del corso che scegli, perché se scegli un corso di secondo livello, probabilmente quelle 2 persone là non possono dirigerlo. Sì, certo, sì, l'ho dato per scontato. Sì. Allora, come vi dicevo, questo è un corso, diciamo, Alessandro. No, volevo solo dire proprio che ogni corso ha una sua scheda, quello è un corso di test, per cui se non sbaglio è indicato che può farlo solo un istruttore di alpinismo regionale e basta. Ma in realtà ogni tipo di corso ha dei requisiti minimi che sono richiesti appunto per essere indicati come direttore. Tra questi requisiti, per dire, ci sono anche eventualmente la possibilità o la necessità di avere delle specializzazioni. Ci sono per esempio i corsi che hanno a che fare con l'alpinismo dell'età evolutiva, che richiedono che per essere direttore del corso deve avere la specializzazione, se non sbaglio è IAEE, che vuol dire istruttore di alpinismo dell'età evolutiva. Chi non avesse quella specializzazione non avrebbe, per quel tipo di corso, non si vedrebbe la stellina. Quindi è configurabile in modo abbastanza fine e ogni organo tecnico può fare quello che vuole. Ecco, in questo momento la CNSA SA ha censito, non mi ricordo, 40 corsi, adesso una quantità non piccola. Gli altri organi stanno iniziando adesso a vedere un po' e avranno i loro requisiti, insomma. L'applicazione permette di memorizzare quelli che servono. Sì, esatto, infatti proprio perché la commissione pilota, la CNSS ha fatto proprio questo grosso lavoro preliminare di censire i corsi, ma anche tutte quelle che sono le specifiche di ciascun corso, oltre ad aver censito anche tutte le scuole, quindi gli organici. Ecco, diciamo che questo lavoro preliminare non banale propedeutico, ecco, ad avere poi una facilità di inserimento di tutti questi di tutti questi campi, ecco. Allora vado avanti, quindi come vi dicevo, questo è un corso, diciamo così, farlocco di test, quindi c'è una lezione soltanto. Mette di default la data di oggi. Chiaramente se voglio posso modificarla e dire insomma che verrà svolta anche l'anno prossimo. Lasciamo questa, andiamo avanti. Mi dice: questo è un nulla osta configurato in accordo ai parametri previsti dalla CNSSA per questo tipo di corso, può essere inviato. Il direttore a questo punto può scrivere delle note che poi vengono ricevute dal presidente del lotto, può aggiungere degli altri indirizzi che magari vuole che sappiano, insomma, dell'avvenuto invio. Se non fa nulla, così basta che invii tutto, un pop-up chiede conferma e quindi io gli dico di sì e a questo punto ecco qui, la richiesta è stata inviata con successo, eccola, e me la ritrovo qui, eccola qui. Nello stato di approvazione
mi dice che è stata richiesta l'approvazione della commissione. Precedentemente nel pomeriggio, ora perdonatemi, potevo cambiargli il nome perché così sembra un po' confusionario, però ne avevo inviato un altro e questo invece è stato approvato dal presidente Otto, ma manca ancora l'approvazione del presidente di sezione. Quindi il direttore ha comunque visione dello stato in cui è dello stato approvativo di questi corsi che ha richiesto. A questo punto può rivedere, cioè se ha bisogno lo può magari può guardare i dettagli, guardare le lezioni, tutto quello che è stato richiesto. Adesso che faccio? Tolgo il cappello, come diceva Alessandro, del direttore di scuola, cambio profilo ed entro a questo punto come direttore, come presidente 8, scusatemi. In questo caso della Lombardia. Eccola qui. Questo era quello che un altro che avevo fatto sempre nel pomeriggio. Posso esaminarlo e quindi mi dice: guarda, gli istruttori sono Dallara, Masnieri, le lezioni teoriche queste si svolgerà in questa giornata, è una lezione raccomandata, non sono previste lezioni pratiche e si svolgerà da questo giorno a questo giorno. Allora, che faccio? L'approvo. Oppure magari invio delle note, come dicevo prima. In questo caso è tutto corretto, quindi invio la mia conferma. A questo punto verrà notificata la mia approvazione al presidente di sezione e al direttore dell'unità operativa. Ok. Che faccio a questo punto? Tolgo di nuovo il cappello, giusto per farvi vedere tutto il processo. Tolgo di nuovo il cappello a questo punto dell'8 e metto invece quello del presidente di sezione. Quindi ora sto entrando come presidente della sezione di Brescia e mi ritrovo, ecco qui, questi due corsi. Posso esaminarli ancora una volta e vediamo quello che abbiamo visto anche prima nel dettaglio. A questo punto approvarlo. Quindi a questo punto verrà il direttore dell'unità operativa e il presidente della commissione LOM riceveranno una conferma che questo corso può procedere. Eccoci qua. Allora, il calendario del presidente si popola degli eventi e degli appuntamenti legati alle elezioni e questo serve anche, quello dicevo all'inizio, al presidente per poter avere anche contezza di magari se c'è un sovraccarico, magari ci sono 2 corsi che non ci abbiamo fatto caso e sono partiti e sono negli stessi giorni e quindi insomma almeno questo lo sa, ecco. In questo caso c'è un solo evento, ma altrimenti vengono riportati i singoli appuntamenti con i titoli delle lezioni, quindi lui ha contezza anche se si tratta di una lezione pratica o di una lezione teorica. Il quadro di insieme lo vedi nella home perché qui sei sì. stavi vedendo. Ok. Stavo vedendo, sì. Eccoci qua. Non l'avevo nascosto in questo caso. Ecco qui tutti gli eventi. Fino a qui ci sono domande? Vuoi mostrare il nulla osta, dato che c'eri? A parte che adesso devi ricercare, o comunque lo trovi come direttore della scuola, adesso te lo ritrovi approvato, puoi mostrarlo. Sì, infatti. Allora, aspetta che torno. Come presidente
come direttore di scuola. Eccolo qua. Lui è ok, perché tutto il processo approvativo ha funzionato correttamente, e quindi a questo punto io posso scaricare la sintesi dell'attività, modificare, fare una modifica rapida delle lezioni, appunto lì dove c'è necessità di cambiare la località o spostare una data, scaricare il nulla osta, aggiungere gli istruttori, i partecipanti, le lezioni. Disabilità in realtà serve per non mostrarlo più nell'elenco. Ecco, l'abbiamo aggiunto perché poi la lista può diventare anche un po' lunga, ecco, immaginiamo. Allora, ad esempio, scarica sintesi, però forse devo ricondividere perché voi non vedete, giusto? No. Sì, allora perdonatemi, devo ricondividere perché avevo condiviso la scheda. Eccolo qua. Io ingrandisco anche un po' perché si vede un po' piccolo. Ecco qui. Ok, qui viene riportato il report dell'attività, quando è stato prodotto, l'iter di approvazione, quindi chi ha la richiesta, quindi anche le date e l'orario, richiesta, commissione e sezione, il tipo, il gruppo di gestione, la sezione, la scuola, il direttore, le eventuali scuole addizionali, la commissione, direttore del corso, gli istruttori, i partecipanti perché non sono stati registrati, lezioni teoriche e pratiche, eventuali altre informazioni. Ok, questo è un PDF. Allora. C'è qualcuno che vuole parlare? No. Ok. Allora. Oh, mamma, devo interrompere di nuovo la presentazione per tornare dov'ero. Allora, che poi in realtà se condivido lo schermo intero poi ve lo faccio vedere, invece lo faccio più facile. Ok, quindi siamo tornati qui. Provo a mostrarvi l'eventuale, in questo caso vabbè, abbiamo detto c'è solo questa lezione, però io posso dire guarda, la facciamo domani, e quindi insomma cambia, salvo. Ecco. E torno che ho cambiato la data è cambiata. Alessandro, vuoi aggiungi pure se vuoi. Sì, no, volevo dire, a parte che c'è anche il nulla osta poi che si può vedere, però volevo solo dire una cosa che a completare forse quello che avevi detto all'inizio, o quello che aveva detto Massimo sul fatto delle cose cartacee, no? Non so come dire, si può apprezzare in qualche modo il fatto che una volta dato il nulla osta, e poi lo si vedrà anche, puoi cliccare lì sopra sul bottone azzurro, comunque è stato messo agli atti, per cui così come è fatto, mentre la sintesi attività, questo è il nulla osta, è di prova, per cui c'è il bollino, quella scritta arancione lì dice che è un ambiente di collaudo, ma per il resto è uguale al nulla osta effettivo, no? Questo è un PDF che è salvato nell'archivio documentale che è dietro le quinte, diciamo così, e quindi questo, così com'è, va agli atti e rimane così qualsiasi cosa si faccia dopo. Per cui questo comunque dimostra quello che era stato approvato.
Detto ciò, siccome poi le cose che possono succedere sono tante, una tormenta di neve impedisce di andare, non si va, e quindi cosa succede? La lezione non la si fa più, no, la si dovrà spostare, quello che è. Allora, oppure il luogo non può essere lo stesso. Se era qui le lezioni teoriche non si vedono i luoghi, le lezioni pratiche invece sì. Quindi quello che viene fuori è che si doveva andare sulle Dolomiti di Brenta, invece si è andati da un'altra parte. Perdonatemi, io non ho proprio tutti i termini più... ecco, quello che però succede è che, a differenza di una cosa cartacea, che quindi uno la può fare come vuole, proprio in virtù del fatto che è tutto memorizzato dentro un'applicazione, in un qualsiasi momento comunque l'attività, man mano che viene aggiornata, questa è comunque memorizzata, e ha dei vincoli eventuali. A certe cose non si possono fare, per dire, e lì dipende poi dal fatto, adesso diventa lungo, ma le cose che si possono fare dipendono anche dal fatto se sono attivate o meno delle assicurazioni dietro per i partecipanti, per cui se non sono state richieste delle assicurazioni, le cose si possono cambiare con una relativa facilità. Se sono state richieste delle assicurazioni, la possibilità di cambiare le date è possibile fino a che l'attività stessa non ha avuto inizio, perché nel momento in cui la lezione tal di tali ha avuto processate la richiesta eventuale di assicurazioni, lì non si può più toccare. Però ecco, era per dire che l'applicazione salva quello che in modo definitivo, quello che il nulla osta dato, dopo cerca di assecondare l'operatività di chi deve fare le cose, nel tracciare quelle che possono essere deviazioni da quello che era il piano iniziale. Alla fine di tutto comunque sarà possibile fare una relazione di fine corso che farà la foto conclusiva e dalla quale si potrà evincere eventuali differenze e motivandole anche del perché. Ecco, questo. Quindi anche gli istruttori, può anche essere che ne venga aggiunto uno dopo, ma il fatto che venga aggiunto dopo non è che viene aggiunto come se fosse stato lì da sempre, no? Perché quando viene aggiunto qualcuno, che sia un partecipante o un istruttore, quello entra in gioco da una data, ora esattamente quella. Per cui alla fine, se uno arriva all'ultima lezione e basta, figurerà che ha fatto solo l'ultima lezione, non c'è modo di farlo sembrare che abbia partecipato anche a tutte le precedenti. Ecco, quindi questo è così, solo per una precisazione, perché il fatto di averlo informatizzato non lo ha ingessato, ma lo ha reso gestito, ecco, e controllato. Ecco Alessandro, adesso mostrerei come si fanno queste modifiche, perché per esempio l'ultimo nulla osta che ho appunto fatto mi ha richiesto poi 7 modifiche, cioè perché o per brutto tempo o perché il posto era troppo follato e si è cambiata palestra o ambiente o montagna o via, eccetera. Quindi tutti i cambiamenti che ho visto che con questo tipo di nulla osta si possono fare, e che quindi però bisogna forse mostrare come si possono fare. Ecco. Se vuoi ti dico io come si possono fare, visto che l'ho fatto, ma se voi non l'avete ancora provato, ma è abbastanza importante come, diciamo, garanzia che appunto il nulla osta è continuamente modificabile, almeno nei punti che non sono vincolanti, come invece il direttore del corso, per esempio, o altre cose di questo genere, insomma. Io vado su ricerca attività. Se no, non vedevo, c'era una domanda forse? Ah, no. No, come Gianni... Sì, io. Sì. Quando si devono fare queste integrazioni, queste modifiche? Quanto tempo prima dobbiamo farle? Modifica di cambio giorno, perché... Un giorno prima, un'ora prima, basta prima che... Basta anche un'ora prima?
Sì, basta farlo prima cioè al limite si può anche non fare, però a rischio che se succede qualcosa venga chiesto le No, motivazioni. basta solo saperlo, anche la mattina stessa, se per caso sul posto dove dobbiamo andare c'è brutto tempo, è successo un incidente o Sì, altre è meglio cose. farlo, a Si mio può avviso. farlo. A mio avviso. Sì, ecco, si può fare, l'importante è che l'attività non sia iniziata, ok? Quindi magari sarebbe utile indicare a quel punto se nell'attività pratica c'è anche da conteggiare un tempo di spostamento, magari farla iniziare non a mezzanotte, perché questo vorrebbe dire come dire, doverla modificare ovviamente il giorno prima, ma mettere come orario, ecco, spostarlo un po' più là in modo tale che si possa modificare fino a un'ora prima, fino a mezz'ora prima. Ecco. L'importante è che non sia iniziata. Prima di partire allora. Okay. Ecco, se posso essere proprio preciso, so che può sembrare una cosa capziosa e anche un po' inutile nel pedante, no? In questa cosa qua, ma è veramente legato al fatto se sono agganciato o meno delle assicurazioni. In generale, se le attività riguardano i soci, non saranno richieste delle assicurazioni aggiuntive. Se ci fossero non soci, questi possono chiedere le assicurazioni. Non credo che i corsi, io da quello che so, non credo che i corsi siano aperti, corsi oggetti di nulla osta possono essere aperti a non soci. Diciamo che mi pare di poter dire che nel generale dei corsi che quindi si possono gestire, non c'è un vincolo a spostare di data gli appuntamenti, il vincolo c'è nel luogo. Nel senso che, voglio dire, se un appuntamento non si riesce a farlo perché non si riesce a farlo, va bene, magari rimane lì, il giorno dopo lo si prende e lo si sposta di data. Quello si può fare. L'eccezione è l'ultimo appuntamento, non può essere spostato perché praticamente il corso ha un inizio e una fine che corrispondono alla data di inizio del primo appuntamento con la data di fine dell'ultimo appuntamento. Le cose si possono modificare finché stiamo dentro questi limiti, per cui l'ultimissimo appuntamento, se ci si dimentica di spostarlo per tempo, allora dopo sono pasticci, perché non è difficile, cioè diciamo che non si può fare questa cosa. Il luogo invece, può essere cambiato anche in corso d'opera, nel senso che uno che sta andando in un posto si trova che lì non può più andare, ma pensa che allora, dato che può andare nel posto vicino, per dire, che però non è lo stesso. Allora questa cosa si può fare, però la modifica del luogo può essere fatta solo fino a che la lezione, cioè se nell'arco di tempo che era prevista fosse la lezione. Se uno si dimentica e vuole farlo il giorno dopo, non lo può più fare. Ecco, questo è. Se invece se ci sono delle assicurazioni in corso, allora la lezione si congela e l'unico modo per indicare che la si fa in un altro momento è farne un'altra, cioè prendere e aggiungere una lezione dicendo che questa sostituisce quella che in realtà non si è svolta, ecco. Perché le assicurazioni richiedono una procedura notturna che le attiva e quant'altro, che a un certo punto, se è partita, non si può tornare indietro. Ecco. Anna, prego. Anna, prego. Non la sentiamo però. Scusami, non avevo attivato il microfono. Sì. Nella nostra sezione vari gruppi organizzano corsi che necessitano del nulla osta e non c'è la scuola. Per esempio, noi non abbiamo la scuola di escursionismo, però il gruppo escursionismo organizza corsi rivolti ai soci. In questo caso è previsto un profilo, non so, da assegnare magari al responsabile del gruppo per l'inserimento, la richiesta del nulla osta, o chi può richiedere il nulla osta in questo caso? Sì, infatti quello dicevo prima anche per la speleologia, ecco, il lavoro che stiamo facendo proprio adesso
e creare, come dire, l'ambiente, che in realtà lo scheletro c'è già, però creare l'ambiente per le altre commissioni. Dopo appunto questa fase di test che ormai si è conclusa con la Commissione Scuole, stiamo lavorando, ecco, per avere non solo lo scheletro, ma ora anche i muri e tutto il resto, anche per le altre commissioni. Perché sì, effettivamente era venuta fuori, era emersa proprio questa esigenza, magari proprio per l'escursionismo nel caso. Quindi sì, sono previsti dei gruppi all'interno delle sezioni, infatti come dire, la piattaforma ha proprio questo concetto del gruppo che si occupa di una data attività, ecco. Un gruppo di gestione, quindi in quel caso sarà la persona nominata, cioè i membri del gruppo di gestione che si occuperanno di creare l'iter. Bene, grazie. Per cui al momento solo le scuole possono inserire, di alpinismo utilizzano questa piattaforma. Per il momento sì. Sì, le scuole di alpinismo giovanile devono aspettare anche loro. Sì, allora perché in realtà i presidenti di commissione o chi da loro delegati stanno facendo proprio in questo periodo quel lavoro che dicevo prima di censimento dei corsi, di lezioni, che chiaramente noi importeremo, però che noi non abbiamo, non conosciamo, quindi è necessario che qualcuno ci dia banalmente l'elenco dei corsi e di quelli che sono per esempio le lezioni relative a ciascun corso, l'elenco delle scuole. Ecco, nel caso dell'escursionismo so per certo, ecco, che questo lavoro lo stanno facendo. Bene, grazie. Niente. Ok, allora, quindi dicevamo, ecco, qui in questo caso stavo modificando per esempio una lezione di quel corso che ho fatto prima, ecco, sono tornata lì dove eravamo. In questo caso voi non vedete il luogo perché questa è una lezione teorica, perché altrimenti ci sarebbe la possibilità di modificare anche il luogo. E tutte le modifiche vengono, come ha già detto Alessandro, memorizzate e messe agli atti, ecco. Ci sono altre domande? Ora, io mi rendo conto che non è, magari non è un argomento, come dire, semplicissimo, più che altro appunto magari ci sono anche tanti piccoli, ecco, tante piccole minuzie che vanno viste, però è davvero, insomma, i ritorni che sono arrivati in questi primi mesi di utilizzo sono positivi anche da parte dei presidenti di sezione, che quindi hanno davvero un ruolo più consapevole nella gestione di tutte le attività che ruotano, insomma, intorno alla loro sezione. Se posso, volevo dire una cosa che riguarda il fatto che poi è il presidente di sezione che deve approvare, no? E di fatto non può non approvare, ma può non approvare, cioè non so come dire, non ha un'azione per dire no, ma di fatto non approvando succede che l'attività non può andare avanti, no? Non potendo andare avanti, cioè non può andare avanti perché anche applicativamente non passa in uno stato in cui la si può gestire. E la cosa interessante è che quando la richiesta è sottoposta ad approvazione, l'attività si congela perché non può essere che mentre uno la sta guardando per capire se va bene o no, l'altro la sta modificando, no? In quel momento lì, nel momento in cui la sta passando all'approvazione, l'attività si blocca.
Nel momento in cui l'attività che doveva essere approvata non viene approvata e passa la data ultima, no? Perché doveva partire ieri, non è stata, doveva partire oggi, non è stata approvata, non può partire, l'attività a quel punto può essere richiamata indietro per essere modificata e quindi l'iter di approvazione viene annullato essenzialmente. E quindi ecco che è una sorta, il contrario del silenzio assenso, cioè il presidente di sezione se non dice niente nega. Ecco, quindi è importante questa cosa, perché uno potrebbe avere l'impressione che deve per forza approvare, ma non è così. Se non ci sono gli elementi, se ha dei fondati motivi per cui ritiene che l'attività non debba farsi, può non approvarla, e questo è sufficiente, insomma, ecco. Ci sono altre domande? Forse No, mi no. sembra che sia chiaro che si può appunto fare le modifiche e perché e in che modo, quindi ecco, se io volessi cancellarlo, ho trovato delle cose che potrebbero essere importanti, che forse mancano. Allora, una delle cose fondamentali per me almeno è il fatto che un corso non si possa duplicare. Cioè, una volta che io ho fatto un corso, siccome ogni anno i corsi sono sempre più o meno gli stessi per una scuola, il fatto di poterlo duplicare, modificare nelle date e anche nei partecipanti, ma avere già, diciamo, il telaio Una base. pronto, e se si facesse questo tipo di operazione, tutto diventerebbe molto più fluido e veloce. È chiaro che dopo le approvazioni saranno le stesse, eccetera, ma duplicare il file diciamo di compilazione del nulla osta, le lezioni, le lezioni pratiche, numero degli istruttori, eccetera, può essere un aiuto per velocizzare quel lavoro. Questa è una cosa. L'altra cosa è il fatto che cioè il documento nulla osta forse dovrebbe essere a disposizione, quindi dovrebbe essere stampabile facilmente e dato anche ai direttori dei corsi stessi, in modo che ce l'abbiano sempre con loro nel caso che possa servire in qualsiasi modo, insomma, per qualsiasi esigenza. L'ultima volta, per esempio, un corso si è recato in una struttura coperta di arrampicata e il titolare della struttura ha chiesto al direttore del corso che mostrasse il nulla osta di quel corso per poter applicare un certo prezzo all'affitto, diciamo, della struttura per il corso stesso. Quindi anche questo potrebbe essere una cosa da considerare, cioè da facilitare, ecco, il sistema di riproduzione completa del nulla osta. Altre cose... Scusa, sembra... Massimo, non Sì. so se capisco bene. Di fatto il nulla osta è un PDF che puoi È un stampare? PDF, infatti. Sì, ho visto, però a volte manca di alcune parti. Adesso questo non è completo. No, questo non è il nulla osta. Infatti, ho aperto il file sbagliato. Questo qui, perché non si può stampare questo? No, ma questo, cioè, dove lo si trova? Dove accedo a questo? Ci sono più punti, no? Nel senso, se tu vai se tu vai lì nella home, tu scegli la tua attività, il corso che è in corso, ti trovi scarica il nulla osta, per esempio. Oppure se vai in modifica, se tu vai in modifica ce l'hai in alto a destra.
Sì, no, io... Eccolo là. Esatto, devo cercarlo con tutti questi simboli. Io l'ho anche trovato, l'ho anche stampato, però è una cosa un po'... cioè, bisogna che uno sia abituato a farne spesso, perché dopo un mese fare un altro nulla osta diventa un processo abbastanza impegnativo comunque, perché non è tutto molto semplice, ecco, da questo punto di vista. Bisogna ricordarsi, trovare i simboli, guardare, mentre le cose fondamentali dovrebbero essere le modifiche e la stampa del nulla osta, due bei tasti grandi, grossi, visibili per accedere a questo. Comunque, vabbè, no, è una... Mi avete chiesto che cosa, se c'erano qualche problema, a me dava la sensazione che questo poteva essere, ecco, un'agevolazione. Per il resto mi sembra che sia tutto ok. Voglio sottolineare una volta in più che se i nulla osta sono costruiti sull'anagrafica delle scuole o di una scuola o di un gruppo, è fondamentale che anche gli altri gruppi, quindi escursionismo, alpinismo giovanile, speleologia, anche quelli che fanno naturalismo, eccetera, abbiano la possibilità di crearsi questi gruppi di titolati o di persone che possono essere didatticamente impegnate nel formare altre persone. Quindi dovrebbero esistere altre nicchie, altri siti paralleli a questo che dedicati agli altri gruppi, e penso che sia il lavoro che state facendo. Sì, esatto, perché ora io sono entrata come direttore di scuola appunto dello scialpinismo, ma come vedete, per esempio, sono anche operatore di unità di una ipotetica scuola che si chiama Le Giovani Marmotte del CGAG. Ma proprio ieri stavo facendo dei test e anche sono operatore di unità di una scuola della CCE, quindi ecco, quello che dicevo prima, a seconda del cappello, quindi del ruolo, del profilo con cui entro, vedo più o meno delle cose. Quello che stiamo facendo adesso è proprio cercare di cucire addosso a ciascuno, addosso alle esigenze di ciascuno, tutto quello che contengono i vari moduli. Ecco, ma quando gli altri gruppi potranno... Prestissimo, in realtà quando finiranno di compilare questa parte di corsi, lezioni e scuole dove ci sono, ecco, quando avremo finito questa parte di configurazione iniziale che insomma la commissione ha fatto l'anno scorso, saranno, cioè in realtà è pronto già anche per gli altri. Antonio, prego. Io volevo chiedere, l'inserimento dei dati rimane, si può fare anche in tempi diversi, nel senso resta una bozza finché non è completa che posso inviarla? Sì. Cioè, nel senso, mi chiede se comincio ad inserire i dati e poi magari gli istruttori li inserisco in un altro giorno. Sì, certo. Ok, grazie. Lo dico solo perché forse voi non avrete neanche modo di accorgervene, ma c'è stata una modifica a questo riguardo. L'applicazione fino a qualche mese, 2 mesi fa, memorizzava ogni singolo nulla osta, cioè ogni volta che uno cliccava su richiedi nulla osta veniva aperta la pagina con questa il wizard, mi viene da dire la navigazione guidata, no? E se anche uno avesse solo guardato e poi fosse uscito, allora sarebbe rimasto memorizzato che aveva un nulla osta in corso. Questa cosa qui ha portato a proliferare un numero di bozze assolutamente
sì, esagerato, al che adesso bisogna che almeno uno faccia, cioè almeno devi memorizzare un istruttore o cambiare una data di un appuntamento, perché altrimenti, cioè, se semplicemente lo si guarda e poi si esce, il nulla osta sparisce, insomma, perché se no diventa ingestibile, ecco. Bene, mi sembra che possiamo terminare qua, anche perché sono quasi l'ora di scadenza, le 8. Abbiamo un certo numero di coraggiosi, di 34 persone che sono rimaste ad ascoltarci. Bravi tutti. Quindi la registrazione sarà disponibile sul sito del CAI Veneto. C'è una pagina dedicata appunto all'attività di questo corso di formazione, ma anche di quelli degli anni scorsi. E niente, ringrazio Tiziana per la sua competenza, la sua collaborazione, grazie anche ad Alessandro. Ci sentiamo praticamente lunedì prossimo con Linda Cadore, che parlerà di un tema un po' particolare, soprattutto diciamo di formazione personale, psicologica, nel momento in cui si prendono in carico determinate cose o ruoli che assumono delle responsabilità. Quindi mi sembra molto interessante, è un workshop che praticamente online che lei terrà, ci saranno dei test anche da fare, quindi ci vediamo lunedì. Vi arriverà, penso, in questi giorni un promemoria con il programma dettagliato della lezione di lunedì. Buon weekend a tutti e grazie di aver partecipato. Grazie dell'invito. Grazie a voi. Vediamo Buona serata. Grazie a tutti, buona serata. Buona serata. Buonasera, grazie. A lunedì, grazie, ciao. Ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie.